stanotte forse per uno smottamento si rompe una condotta tra Taibon a Gordino nel Bellunese, acqua e fango nelle abitazioni e si lavora per rimuovere dalle strade le frane cadute, il passo Cordoi rimane ancora chiuso. Femminicidio di Marano Vicentino, dopo mesi Angelo Lavarra, guardia giurata ed ex compagno di Anna Filomena Baretta, ha confessato l'assassinio della donna, l'ha uccisa, ha detto e ha nascosto il corpo per un giorno. Dopo una settimana dallo schianto in moto urbano in cui aveva perso la vita Franco Benato, si è spenta anche la compagna Barbara Agostini, aveva 50 anni e non si era più svegliata dal coma. La linea dura contro le baby gang, minore veneziano ritenuto responsabile insieme ad altri ragazzini della rapina di aprile ad un negozio etnico di Mestre, accompagnato dalla polizia in una comunità. Maxi sequestro di merce rubata per un valore complessivo di oltre 50.000 euro, la scoperta la notte appena trascorsa da parte dei carabinieri di Doro durante il servizio di controllo del territorio. A 20:10 l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti parla di alta velocità, senza la TAV, spiega Veneto isolato dal resto d'Europa, ieri intanto l'appello di Confindustria. La magnifica comunità di Cadore ottiene in prestito dalla Galleria degli Uffizi 2 opere di Tiziano Veceglio e così il maestro di Pieve ritorna nella sua casa natale. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano anche oggi il maltempo che ieri si è abbattuto un po' in tutta la regione, in particolar modo sulla montagna bellunese, problemi anche per una condotta che si è rotta e che ha causato preoccupazione tra gli abitanti a Taibon a Gordino. Ma allora facciamo il punto della situazione in diretta con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno da Taibon a Gordino, dove nella notte davvero sono vissuti attimi di grande apprensione, di grande preoccupazione. Un problema di una condotta dell'Enel ha causato la fuoriuscita di un enorme quantitativo di acqua che ha invaso la casa di Agostino Cadorin, che si trova immediatamente a valle. Il problema che abbiamo riscontrato e che potete agevolmente vedere nelle immagini è stato probabilmente causato da uno smottamento che potrebbe avere lesionato in maniera importante la condotta. Il problema si è risolto già nella nottata, perché i tecnici dell'Enel hanno chiuso le saracinesche e quindi hanno fermato la fuoriuscita dell'acqua, ma per il signor Cadorin e per la sua famiglia in questo momento invece è tempo di lavorare per liberare garage e anche un magazzino dove sono riposti le attrezzature che il signor Agostino utilizza in quanto artigiano, e da liberare dall'acqua e dal fango. La situazione è veramente importante per questa famiglia, ed è stato veramente un miracolo che l'evento sia accaduto attorno alla mezzanotte, quando erano ancora reperibili i tecnici in zona, i tecnici dell'Enel. Invece la situazione resta ancora problematica per quanto riguarda la viabilità da Arabba al Passo Cordoi. La strada è ancora chiusa, ma si aggiunge il problema perché a causa di un problema di collegamento tra la centrale di Veneto Strade con i pannelli luminosi che indicano l'apertura dei passi, questi vengono indicati con semaforo verde e quindi percorribili a valle, e invece quando poi si arriva qui in zona la strada è chiusa e si assiste ad un traffico incredibile di motociclisti, di auto che sono costretti a fare retromarcia. La situazione meteorologica sta mutando in maniera, in tempo reale, perché sopra di noi il cielo si sta caricando nuovamente di nubi minacciose. Il peggio dovrebbe arrivare ancora nel pomeriggio. Per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, buon lavoro a Tiziana Bolognani, ma come detto il maltempo ieri sera ha interessato un po' tutta la regione. Primo stop al gran caldo ieri sera un po' in tutta la regione, con forti temporali che hanno interessato in particolar modo il Vicentino e la Pedemontana Trevigiana. Già nel tardo pomeriggio il fronte nuvoloso si era fatto minaccioso, poi con il passare delle ore sono arrivate le piogge e le forti grandinate, soprattutto sull'altopiano di Asiago.
Particolarmente colpita la zona di Fietta, Paderno, Cavaso, Possagno, dove si registrano danni all'agricoltura. Sempre nel Trevigiano ieri sera forte grandinata lungo la A27, mentre vigili del fuoco al lavoro in viale Galileo Galilei a Vittorio Veneto per il taglio di un albero ad alto fusto caduto in mezzo alla strada. Interventi anche a Conegliano e a Cappella Maggiore sempre per la rimozione di piante. E le previsioni per le prossime ore non sono incoraggianti. Già da stasera in arrivo una nuova perturbazione che si farà più intensa domenica con temperature in calo anche di 10 gradi. Alla luce di questo alcuni appuntamenti in programma nel Trevigiano questo weekend sono stati cancellati o rinviati. È il caso della prima edizione del Color Latin Fest posticipata al 24 e 25 agosto, annullati invece l'antica fiera di Sant'Osvaldo e il Palio di Ceneda. Ieri sera Vigili del Fuoco al lavoro anche a Vancimuglio, lungo la regionale 11, per la messa in sicurezza di un palo pericolante. Uno dei pompieri della squadra di Vicenza ha terminato l'intervento mentre stava camminando lungo la strada su una striscia d'erba posta tra il guardrail e la corsia della carreggiata. Per rientrare nel proprio mezzo di soccorso è stato investito da un'auto condotta da una donna. L'uomo ha sbattuto contro la barriera finendo poi a terra. I suoi colleghi gli hanno subito prestato i primi soccorsi. Il pompiere è rimasto sempre cosciente fino all'arrivo dei sanitari del SUEM che lo hanno trasportato all'ospedale. I carabinieri sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Restiamo nel Vicentino ma ci spostiamo a Marano Vicentino per parlare del femminicidio di Anna Filomena Baretta. Ho ucciso io Anna e ho nascosto il corpo per un giorno. Dopo mesi Angelo Lavarra, 43enne, guardia giurata ed ex compagno della donna, ha confessato la sua uccisione. Marano Vicentino. Ho ucciso Anna tra le 11 e mezzogiorno del 19 novembre. Ho nascosto il corpo sotto il letto della camera matrimoniale fino al mattino dopo, quando ho dato l'allarme, raccontando del finto suicidio. Sono le parole di Angelo Lavarra, 43 anni, guardia giurata, che dopo mesi confessa l'uccisione di Anna Filomena Baretta, 42 anni, quella che era stata la sua compagna. Si erano separati nel 2018 e che non voleva più tornare assieme. Il racconto è agghiacciante. L'uomo ha pulito la stanza e alle figlie il giorno dopo ha detto che la mamma non c'era e dopo aver preparato la cena è andato al lavoro come se nulla fosse. Una confessione attesa dai genitori della donna e che per loro solo lui avrebbe potuto uccidere. A lungo Lavarra respinge le accuse ma gli esiti dell'autopsia sono schiaccianti. Il delitto è stato compiuto nella tarda mattinata, primo pomeriggio del 19 novembre. Lavarra non può più mentire. Gli viene contestato il reato di omicidio volontario con la doppia aggravante del rapporto coniugale dell'aver approfittato della menomata difesa della vittima. È morta dopo quasi una settimana di coma la donna di 50 anni che era rimasta ferita nell'incidente stradale a Rubano, costato la vita al compagno. Barbara Agostini non ce l'ha fatta e ora è di nuovo assieme al suo Franco. La donna di 50 anni è rimasta ferita in modo gravissimo nell'incidente nel quale aveva perso la vita domenica il suo compagno Franco Benato, conosciuto da tutti come Frankie, espirata dopo quasi una settimana. Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate e il quadro clinico è ulteriormente peggiorato fino al triste epilogo. Franco e Barbara facevano coppia fissa da anni e avevano anche deciso di sposarsi. La loro passione comune era la moto e proprio in sella alla due ruote di Benato li ha accolti il destino, mentre andavano a mangiare un panino dopo una serata passata con gli amici. La Yamaha sulla quale viaggiavano è andata a sbattere contro una Twingo sulla strada regionale 11 nei pressi di Rubano. È plausibile che per Franco e la sua Barbara venga organizzato un funerale comune. La squadra mobile di Venezia ha eseguito un'altra ordinanza di applicazione del collocamento in comunità nei confronti di un minore veneziano ritenuto responsabile insieme ad altri ragazzini della rapina consumata lo scorso 6 aprile ai danni di un mini market etnico a Mestre. In quell'occasione un gruppo di ragazze era entrato nel supermercato impossessandosi di una birra. Alla reazione del titolare il gruppo aveva reagito tirando addosso all'uomo e ai suoi due dipendenti le bottiglie presenti sullo scaffale, quindi avevano minacciato il proprietario buttandogli un coltello al collo e alla fine erano fuggiti con l'incasso della giornata, poco meno di 700 euro. Restiamo in provincia di Venezia per parlare del maxi sequestro di merce rubata per un valore complessivo di circa 50.000 euro, la scoperta da parte dei carabinieri di Dolo la scorsa notte durante un controllo del territorio.
Sentiamo in collegamento per tutti i dettagli Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Dolo, dove i carabinieri nella notte appena trascorsa hanno trovato nell'auto di un ladro un vero e proprio magazzino dove rifornirsi di ogni bene, dai telai e ruote per bicicletta da corsa, tra cui anche un modello della nota marca Cipollini, a biciclette di marca, smartphone, quindi 6 tablet, 7 PC portatili, tra cui vari Apple, fotocamere digitali con relativi obiettivi da interscambiare, quindi borse griffati, profumi di marca, un navigatore satellitare e ben 28 paia di occhiali griffati. A scoprire, come dicevo prima, questo magazzino ambulante i carabinieri di Dolo nella notte appena trascorsa durante un normale servizio di controllo del territorio. Nei guai un 44enne di origine marocchina, nella cui casa durante un successivo controllo i militari dell'Arma hanno rinvenuto altro materiale di provenienza sospetta, considerato che la maggior parte degli oggetti ritrovati è provento di furto. Ora tutta la merce è stata posta sotto sequestro dai carabinieri e sono in corso altri accertamenti con il 44enne che è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione alla competente autorità giudiziaria veneziana. E da Dolo è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi. Adesso nel Trevigiano, dove questa notte all'alba, anzi di oggi, si sono vissuti attimi di paura a Montebelluna per un'auto andata improvvisamente in fiamme. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco d'urgenza all'alba di oggi a Montebelluna per l'improvviso incendio di un'auto in via Palmiro Togliatti. Grande paura per l'automobilista al volante che alle 5 del mattino si è visto prendere fuoco la macchina in corsa. Prima il fumo dal motore, poi le fiamme. Il malcapitato ha fatto in tempo a scendere, ma quando sono arrivati sul posto vigili del fuoco e carabinieri, l'auto era già stata avvolta dal fuoco, provocato con tutta probabilità da un cortocircuito. Danni ingenti alla vettura, mentre il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero a veicoli o strutture vicine. Lasciamo adesso la cronaca, parliamo di grandi opere, in particolar modo della TAV Veneta, con le parole del presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che ha detto: la TAV in Veneto va fatta, ne abbiamo bisogno. Ci deve essere, va fatta, ne abbiamo bisogno di continuare ad essere competitivi nei mercati non solo nazionali ma internazionali, per cui sono tutte quelle opere, infrastrutture che ci danno direttamente dei vantaggi, anche indirettamente, che ci danno anche dell'economia nuova sul nostro territorio, e quindi è una cosa che va sicuramente fatta, soprattutto quando diciamo, è un progetto già consolidato. Pochi giri di parole. Dopo i continui tira e molla al governo sulla questione TAV, secondo il presidente di Confindustria Veneto non ci devono essere dubbi, va fatta senza se e senza ma. Questi continui tentennamenti non aiutano nessuno, in primis l'industria, e creano solo confusione, facendo perdere, evidenzia Zoppas, la fiducia verso chi meglio dovrebbe amministrarci. La fiducia che stiamo cercando di mantenere a stento nei confronti di un sistema istituzionale che dovrebbe essere proattivo nei confronti degli interessi delle imprese e comunque dello sviluppo economico. Invece questi tentennamenti, questi litigi e queste situazioni di conflitto continuo ci fanno perdere, diciamo, una fiducia verso quello che può essere uno sviluppo economico di cui abbiamo bisogno. E sulla TAV è intervenuta anche l'assessore alle infrastrutture della Regione Veneto, Elisa De Berti, ieri sera ospite a 20 e 10, dopo l'analisi costi-benefici eseguita dalla commissione voluta dal ministro Toninelli, analisi che boccerebbe l'alta velocità Brescia-Padova. Allora sentiamo l'assessore. Se le infrastrutture le dovessimo fare tutte in base all'analisi costi-benefici secondo il metodo del ministro Toninelli, molto probabilmente molte opere in Italia non le dovremmo fare. La necessità di fare la TAV è quella di mettere in collegamento dei corridoi europei, corridoi TEN-T. Ricordiamoci che dei 9 corridoi a livello europeo, 4 interessano l'Italia, 3 interessano, dei 4 interessano il Veneto, quindi noi stiamo parlando di una regione che è interessata da 3 corridoi europei dove viaggiano merci e persone, e c'è un grosso flusso e una grossa mobilità.
Dire che io non collego, faccio arrivare a Brescia l'alta velocità, poi lascio il buco da Brescia a Padova, cosa faccio? Blocco anche l'alta velocità lungo il corridoio del Brennero, col tunnel di base del Brennero che nel 2026-27 dovrebbe entrare in funzione, vuol dire sostanzialmente condannare il Veneto ad un isolamento totale dai mercati europei, anche perché noi siamo una regione, parliamo di 63 miliardi di export, 48 miliardi di import, ma soprattutto il nostro mercato è la Germania e comunque il nord Europa, quindi noi abbiamo bisogno di un potenziamento dell'infrastruttura. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Iniziati i lavori di sistemazione nell'area PP1, diventata un covo di sbandati e tossicodipendenti. Partiranno lunedì i lavori antidegrado all'ex gasometro di Padova. L'area PP1, un immenso spazio vuoto nelle mappe fra via Trieste e via Tomaseo, sarà al centro di una maxi operazione volta a eliminare il degrado che negli anni è diventato lentamente padrone della zona. Al via quindi le operazioni di disboscamento e rimozione delle erbacee e degli sterpi. Poi verrà eliminata la baraccopoli che accoglie sbandati di ogni tipo. L'ex gasometro è infatti uno dei centri privilegiati dello spaccio e dell'utilizzo di stupefacenti del centro cittadino, dove tossicodipendenti e pusher possono agire quasi indisturbati. Nelle casupole arabattate nel PP1 trovano riparo anche senza tetto e disperati. Proprio per evitare nuove incursioni nell'area saranno rinforzate le recinzioni. L'intervento costerà 20.000 euro con un contributo di 5.000 euro da parte della provincia. Il rischio è che senza un progetto di riqualificazione dell'intero complesso la situazione ritorni identica nel giro di pochi mesi. Torniamo a parlare di vaccinazioni obbligatorie, perché a Vicenza 16 bambini non potranno accedere ai nidi e materne comunali per l'anno scolastico 2019-2020. Non hanno infatti aderito alle vaccinazioni obbligatorie. Il Comune, come da legge, ha fatto partire le lettere che ne fanno decadere la frequenza. No vaccino, no scuola. Sono partite in queste ore le lettere del Comune di Vicenza alle famiglie di quei bambini i cui genitori non hanno aderito alla vaccinazione, non hanno preso appuntamento all'USL nonostante incontri e sollecitazioni entro il 10 luglio, termine ultimo per presentare la documentazione appunto per la vaccinazione. Su 10 asili nidi 7 famiglie e su 17 scuole materne 9 famiglie. 16 bambini così a settembre non potranno accedere ai nidi e alle materne comunali per l'anno scolastico 2019-2020 uscendo di fatto dalla graduatoria. A questi si aggiungono i ritiri spontanei, 2 al nido e 6 alla scuola dell'infanzia. Una scelta obbligata, quella del Comune. Siamo stati costretti perché la legge ce lo impone e soprattutto perché noi siamo i primi a dover essere in regola. Il 1° settembre apro gli asili nidi, quindi siamo obbligati. So però anche di altre scuole che stanno facendo uguale. I tempi sono stati rispettati. A marzo il Comune ha inviato gli elenchi all'Uslotto Berica, la quale a sua volta, dopo le verifiche ai primi di giugno, li ha rinviati al Comune, indicando chi era in regola con le vaccinazioni e chi no. L'amministrazione a sua volta ha inviato richieste alle famiglie, diciamo così, irregolari, di informazioni sullo stato delle vaccinazioni dei figli. Risposte che appunto dovevano pervenire entro il 10 luglio, da cui poi l'invio delle lettere con la decadenza della frequenza. Scuole comunali che a tutt'oggi, ricordiamo, contano 320 iscrizioni ai nidi e oltre 900 alle materne. Se le lettere sono partite, l'assessore Tollio però non vuole chiudere completamente la porta. Noi saremo sempre disponibili a trovare le soluzioni per ogni famiglia. Certo è che non è possibile sempre garantire il posto dove si vuole. Parliamo della mostra del cinema di Venezia, grande successo della Biennale College per giovani registi. Una mostra del cinema 2019 che guarda al futuro. È anche questo un segnale di fiducia ai giovani che vuole dare al mondo la kermesse cinematografica che si svolgerà al Lido dal 29 agosto al 7 settembre prossimi. Molti i temi emersi nella conferenza stampa di presentazione a Roma che meritano un approfondimento. Anzitutto il grande successo della Biennale College. Il College sta generando, anche qui, speriamo una nuova generazione di giovani attori, autori, registi.
Il festival avrà novità anche per quanto riguarda le sale di proiezione. La Mostra di Venezia ha raggiunto una capienza distribuita nelle varie sale di circa 6.000 posti. Il presidente della Biennale Paolo Baratta spiega. Fedeli all'idea che ogni anno bisogna aggiungere qualcosa per sentirsi vivi, vitali, abbiamo ingrandito il cubo rosso che da 440 posti passa a 540 posti. A questo punto il numero totale di posti disponibili della Mostra del Cinema sono 5.938, tutti rinnovati negli ultimi 4-5 anni. Tra gli eventi in programma ci sarà poi anche un sentito omaggio della Mostra del Cinema di Venezia al grande Federico Fellini. Abbiamo Fellini presente con le pillole d'archivio organizzate insieme a Luce. Abbiamo lo Sceicco Bianco restaurato. Sceicco Bianco è il primo film di Fellini fatto da solo e fu dato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1952. E nei classici insieme a un documentario sempre su Fellini di Eugenio Capponi. L'ASAC preparerà, il nostro archivio storico preparerà un po' di fotografie da disporre nell'atrio della Sala Grande. Andiamo adesso a Pieve di Cadore perché due ritratti riportano Tiziano Veceglio nella sua città natale. Un olio su tela e una carta incollata su tavola, due pregevoli opere della raccolta degli Uffizi di Firenze riportano il maestro cadorino Tiziano Veceglio nella sua casa natale a Pieve di Cadore, un evento eccezionale nel suo genere. Sono opere databili tra il 5 e 600 e normalmente non visibili perché si trovano nei depositi delle Gallerie degli Uffizi. Questi due ritratti raccontano la storia di un volto, quello di Tiziano Veceglio, nato a Pieve di Cadore da anziano. Già nel 1928 l'allora presidente della magnifica comunità di Cadore chiese a Mussolini la possibilità di avere uno dei due dipinti, ma non gli fu concesso. Noi abbiamo riprovato questa esperienza che può anche in qualche maniera, crediamo, aprire anche ad un nuovo dibattito attributivo e quindi facciamo sì che questo possa accadere sia per i visitatori che per gli studiosi. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di riportare lo spirito di Tiziano a Pieve di Cadore, portando i visitatori nella casa in cui nacque, crebbe e frequentò per tutta la vita. Attorno agli anni 20 la casa venne acquistata dalla magnifica comunità di Cadore che ne ha curato la ristrutturazione. Era evidentemente in stato di decomposizione, le fotografie lo dimostrano, e l'ha conservata sempre come una delle cose più prestigiose del patrimonio della comunità stessa. Il titolo della mostra Tiziano, l'enigma dell'autoritratto, dal 28 luglio al 28 settembre nella casa natale a Pieve di Cadore, è del compianto Lionello Puppi, accademico e storico dell'arte, autore di uno studio sulla questione degli autoritratti tizianeschi. Tiziano aveva mandato qui a Pieve da un suo parente un autoritratto, non sappiamo se si tratta di uno di questi due dipinti provenienti da Firenze, lo potremo ipotizzare, ma potrebbe essercene un terzo o un quarto non più presente. Per questa edizione è tutto, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Benvenuti al meteo. Una perturbazione atlantica scaccia via l'anticiclone africano. Nel weekend un'ondata temporalesca spazzerà il caldo afoso di questi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 27 luglio. Sul Veneto tempo in rapido peggioramento, in mattinata sarà più stabile, poi col passare delle ore avremo piogge e rovesci via via più diffusi e localmente anche forti. Attenzione a possibili locali grandinate e non si escludono dei nubifragi, specie durante la nottata. Temperature in calo, come detto, con minime tra 20 e 23 gradi, massime comprese invece tra 30 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, la situazione sarà simile con acquazzoni via via più diffusi sulla nostra regione, localmente anche intensi e accompagnati da grandine. Temperature in decisa diminuzione con minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile al mattino, poi avremo temporali frequenti un po' su tutti i settori.
Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime in sensibile calo sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.